Buongiorno, sono Marco Risdario, proprietario del ristorante Campiello a San Giovanni al Natisone. Oggi prepareremo per voi una specialità dell'Alto Adriatico nonché friulana che sono gli scampi in busera. Verrete accompagnati in cucina con i chef Ariel Di Leo e Andrea Fantini e vi faremo vedere il piatto come si realizza. Gli ingredienti sono basilico, cipolla, aglio, peperoncino, pomodoro, prezzemolo, 80 grammi di spaghetti e senza dimenticare gli scampi nostrani. Per questa ricetta si procede in questo modo. È una ricetta dove si parte, la base è a freddo, quindi un po' di olio, un pezzo di peperoncino, uno spicchio di aglio in camicia, che vuol dire con la pellicina che gli sta attorno, un po' di cipolla tritata finemente, accendiamo la padella e aggiungiamo gli scampi. Questo vuol dire partire a freddo, quindi mettiamo tutti gli ingredienti in padella e dopodiché l'accendiamo. Copriamo. Nel frattempo mettiamo giù la pasta per qualche minuto, quello che ci vuole, 10-15 minuti, e facciamo andare la salsa lentamente. Giriamo gli scampi, vediamo che iniziano a prendere colore bianco, vuol dire che stanno cuocendo, un pizzico di sale, pepe, compriamo ancora un attimino, ok. Tiriamo via gli scampi dal fuoco e li mettiamo in parte. Il fondo della padella lo sfumiamo con un po' di vino, a cui aggiungeremo pomodoro passato, e un po' di fumetto, che non è altro che brodo di pesce. Copriamo ancora e lasciamo cuocere la salsa lentamente, sempre, finché gli spaghetti non saranno pronti. A cottura quasi ultimata, tiriamo via il pezzo di peperoncino e lo spicchio d'aglio. Tanto ormai hanno già lasciato le loro proprietà. Rimettiamo gli scampi. E copriamo nuovamente. Salsa è pronta, adagiamo gli scampi nel piatto di portata, 1, 2 e una 3, scogliamo gli spaghetti che siano belli al dente perché ultimeremo la cottura in padella. Aggiungiamo a necessità un po' di liquido di cottura della pasta, quindi acqua salata e un po' di fumetto, e lasciamo cuocere l'ultimo istante, l'ultimo minuto, in così che il sugo, la salsa, penetri all'interno dello spaghetto. Bene, la pasta è pronta, aggiungiamo un po' di basilico, un po' di prezzemolo, diamo un'ultima saltata, ancora un po' di pepe, emulsioniamo con un filo di olio, così che la pasta rimanga bella cremosa e bella lucida.
Ci siamo. Adesso impiattiamo e il piatto è pronto. Aggiungiamo ancora del prezzemolo a crudo, basilico, scusate. Il piatto è pronto. Buon appetito. Ed ecco il nostro piatto realizzato, gli scampi in busara, che noi adesso accompagneremo con un vino prodotto sempre in Friuli, che è un uvaggio di Chardonnay, Sauvignon e Riesling, che secondo me si accompagna in maniera perfetta.